Ha destato parecchio stupore e sconcerto la notizia del pagamento delle spese del funerale per le vittime dello scoppio avvenuto a Ravanusa. Circa 10.000 euro sono stati chiesti ai parenti delle vittime da parte delle onoranze funebri. Si pensa che le istituzioni facessero il loro dovere, ma nulla è stato deciso in tal senso. Nessuno ha ritenuto opportuno, neanche Italgas si è fatta avanti per occuparsi della vicenda. Il sindaco di Ravanusa si è detto stupito della richiesta per un funerale così esosa, che in ogni caso dà la sua disponibilità a dare un contributo fattivo che ovviamente non può essere di 10.000 euro. Notizia di ora è quella che il comune di Ravanusa stanzia 45.000 euro per i funerali delle vittime, per vietare operazioni di stacallaggio, questo quanto deciso dal primo cittadino Carmelo D'Angelo. Intanto la regione stanzia 1 milione di euro in aggiunta a quella dell'ARS. Con questi fondi il comune potrà pagare i funerali. Con riferimento alle notizie di stampa di questi ultimi giorni relative al mancato pagamento da parte dell'amministrazione comunale delle spese del funerale in onore delle vittime dell'esplosione di Ravanusa, è scritto nel comunicato stampa, si ritiene opportuno precisare che la Presidenza della Regione Siciliana ha già disposto da diverse settimane, per il tramite del Dipartimento della Protezione Civile regionale, un contributo di 1 milione di euro a favore del comune di Ravanusa, che si aggiunge al milione destinato dall'Assemblea regionale siciliana su proposta della parlamentare locale Giusy Savarino in sede di variazione di bilancio prima di Natale. La risorsa sarà destinata alla copertura delle spese connesse all'emergenza conseguente alla tragedia. Con tali fondi, che saranno accreditati nei prossimi giorni, subito dopo le procedure contabili sarà possibile far fronte anche alle spese per il funerale. Il comune può quindi, se lo ritiene opportuno, procedere ad anticipare o assumere formale impegno con i creditori. Questo quanto dichiarato dal capo della Protezione Civile, Salvo Cocina.